Buona giornata, bentrovati, vigilia di Ferragosto, prima delle ferie, la nostra regia se ne andrà in ferie, insomma noi rimarremo, però insomma vi faremo vedere qualche cosa ugualmente. Bene, allora www.venetoglobe.com, casa madre per anche il sito dedicato al mondo dello sport, Streaming Sport, che trovate, e trovate tutte le nostre produzioni on demand. L'audio lo potete sentire attraverso la nostra web radio VG Radio oppure troverete il nostro programma diffuso sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Per chi invece è tecnologico al massimo e non vuol perdere nemmeno una puntata dei nostri programmi, potete scaricare l'app al nostro www.venetoglobe.com e averlo comodamente tutto sul vostro telefonino. Vi dicevo, settimana che va verso Ferragosto, e Ferragosto da sempre, anche nell'ambito sportivo calcistico in particolar modo, vuol dire stop almeno un paio di giorni, se la stagione fosse stata normale. La stagione non è poi più di tanto normale, però un paio di giorni a Ferragosto se li prendono un po' tutti. Per quanto riguarda, tranne coloro che giocano la Champions e altre manifestazioni importantissime. La Serie A, ve lo ricordo ancora, ripartirà il 19 settembre, quindi adesso si parla soltanto di calciomercato e di coppe in primo piano. Toccherà all'Inter tenere alta ancora il nome degli italiani in queste coppe, visto che sono usciti tutti quanti. L'ultima è stata l'Atalanta, purtroppo in malo modo, e sfortunatamente comunque i bergamaschi hanno accolto circa 200 all'aeroporto Orio al Serio il rientro della squadra di Gasperini, grande successo per la formazione. Domenica a Colonia si giocherà Siviglia-Manchester United, mentre lunedì a Düsseldorf Inter contro Shakhtar. Ieri c'è stata la vittoria, forse un pochino a sorpresa, dell'Ipsia sull'Atletico Madrid, però per chi come me non aveva mai visto giocare l'Ipsia quest'anno, signori miei, grande gol, o grandi gol, ma grande gioco della formazione tedesca, che affronterà così in semifinale il Paris Saint-Germain, che ha eliminato l'Atalanta l'altra sera. Stasera attenzione, perché c'è un big match incredibile tra Barça e Bayern di Monaco. Poteva e potrebbe essere una finale anticipata, ma così non sarà, quindi non perdetevela questa sera. Il calendario della serie femminile, della Serie A femminile, vi riporta al 22 agosto con la prima tra Hellas Verona e la Juventus campione d'Italia, mentre per quanto riguarda la Serie B, la finale si giocherà nella giornata di domenica 16 con il ritorno poi il 20. La finale, lo sappiamo, sarà tra lo Spezia ed il Frosinone, un Frosinone che ha eliminato il Pordenone. Per i play-out invece l'andata sarà tra Pescara e Perugia, che è già stata giocata e terminata 2-1 per il Pescara. Ritorno si gioca questa sera, venerdì alle ore 21, e anche questa gara è interessantissima per vedere appunto come finirà la storia dei play-out tra Pescara e Perugia. Intanto, lo ricordavamo ieri, è arrivato da parte della Commissione il via libera per la ripresa dell'attività dei dilettanti. Il via libera fornisce indicazioni tecnico-organizzative e soprattutto sanitarie per la ripresa degli allenamenti collettivi e delle attività sportive di base ed agonistiche dei dilettanti. Qualcuno aveva pensato che nemmeno le amichevoli si potessero giocare, invece si sono giocate regolarmente, almeno per quanto riguarda le nostre zone. Ne abbiamo già ricordato il risultato della prima ieri tra Barbisano e Feltrese. Nel nuoto adesso andiamo ai Sette Colli di Roma, il torneo ormai che è famosissimo in tutto il mondo. Conclude in bellezza la trevigiana Panziera, che conquista un altro oro. Per lei ci sono 3 medaglie al Sette Colli, bravissima. La Pellegrini, ormai lei non è più da scoprire, vince i 200 soffrendo un pochino, ma porta a casa l'ennesimo tricolore per lei. Per Greg Paltrinieri invece record europeo atteso da ben 4 anni e finalmente è arrivato. Complimenti anche a Greg.
Domenica invece per gli amanti della pista e per gli amanti della Formula 1 si corre il Gran Premio di Spagna sul circuito del Montmeló. Leclerc, il ferrarista, dopo il quarto posto di domenica scorsa, rimane cauto per la sua Ferrari, insomma è meglio andare cauti, è meglio volare bassi in questo periodo. Vettel molto molto male. Domenica si corre anche, oltre che la Formula 1, anche il MotoGP e con il Gran Premio d'Austria si torna a Zwelterweg, quarta prova del mondiale. Dovizioso, eccolo lì, vuole provarci, anche se la partenza per lui non è stata delle migliori. E adesso la nostra cronaca, quella regionale, provinciale, locale. Di solito iniziamo ricordandovi il Benetton, il rugby, e in effetti lo facciamo anche quest'oggi perché ormai si avvicina la data del 21 che porterà a Monigo il Benetton in casa a giocarsi contro la franchigia del Parma, la prima delle due partite che rimangono da concludere per questo Pro 14. Non conta nulla, o meglio conta insomma vedere in che stato e in che modo si sono preparati i ragazzi fino adesso. C'è qualche problemino ancora per quanto riguarda gli infortuni. Pavanello, il direttore sportivo, è ritornato immediatamente sul mercato perché deve correre ai ripari. E adesso Limoco con il volley che ha scoperto ieri il suo calendario. Limoco si sta allenando da settimane oramai a Conegliano e al Palaverde, e allora in attesa di entrare in gioco con la Supercoppa che si giocherà all'aperto nella splendida Piazza dei Signori di Vicenza il 5 e il 6 settembre, vi ricordo che è stato confermato il calendario per la Serie A1 femminile con la prima gara del Limoco Volley Conegliano in casa al Palaverde contro Casalmaggiore, la solita sfida. La seconda il 27 settembre invece a Busto Arsizio. Per la pallavolo maschile è tutto ok per la HRK, ricordiamo soltanto che qui si deve cominciare a sudare nelle prossime giornate, si ripartirà poi da un derby, quello con Sandonà, la prima in casa il 25 ottobre contro Unitrento. Lasciamo il volley per il basket perché la TVB De Longhi Treviso, aspettando il quadro completo con tutta la sua squadra, con tutti i Colored e con tutti gli americani, si allena alla palestra di Sant'Antonino a Treviso, solito raduno. Sono state programmate 3 amichevoli, il 18 agosto con la Umana Reyer Venezia a Mestre al Tagliercio, il 21 con la Virtus Bologna a Folgaria e il 23 con Reggio Emilia a Ferrara. Per la Supercoppa esordio il 30 agosto, mentre il 2 settembre al Palaverde arriva Trieste, poi in Trentino il 5 di settembre e ritorno a Villorba il 9, ancora in casa poi con Venezia l'11, infine Trieste ancora una volta il 14. Questo per quanto il programma della TVB. In Serie B invece la Rucker Sanve attende di sapere se effettivamente è confermato l'inizio del campionato, un po' strano, il 15 di novembre, il via agli allenamenti a San Vendemiano il 26 agosto. 24 agosto invece il via agli allenamenti al Ponzano Basket Femminile, campionato di Serie A2, ieri ha accasato e ha confermato la Leonardi, altro bell'acquisto per la formazione del Ponzano, la Leonardi che avrà la possibilità di giocare sia con l'Umana Reyer, doppia firma, quindi doppio contratto, sia con l'Umana Reyer che con Ponzano, e in più giocherà anche con le giovanili della Umana Reyer. È una gran bella giocatrice che già lo scorso anno si è messa in luce con una media di 12 punti per partita, se non erro. Quindi campionato che inizia il 4 e il 5 ottobre. Si sta svolgendo al Bottecchia, cambiamo completamente sport, andiamo a parlare di ciclismo in pista. Si sta svolgendo al Bottecchia di Pordenone la 3 serie di ciclismo su pista con grande successo di pubblico e di risultati. Andiamo a sentire il podio del campionato juniores, campionato italiano juniores, corsa a punti, con il primo arrivato che risponde al nome di Alessio Portello, il secondo di Manlio Moro e il terzo Marco Cao. Eccoli. Ecco il podio del campionato italiano juniores corsa a punti che si è disputato oggi a Pordenone. Vince Alessio Portello, secondo Moro Manlio, entrambi della Borgomolino, terzo Cao della Work Service. Raccontateci la corsa intanto.
Ma la corsa è venuta dura perché logicamente eravamo tutti in competizione per lo stesso titolo, quindi eravamo in tanti corridori forti. Non è stato semplice spuntarla, però anche grazie al lavoro di tutti i miei compagni che, come ci eravamo previsti prima della corsa, siamo riusciti a vincere. Siete 2 contro 1 in questo momento, quindi magari vuoi dirci qualcosa anche te, Cao? Ma sapevo che i corridori da battere su questa gara qui erano i corridori dell'Ormelle. Sull'ultima volata siamo arrivati lì tutti, diciamo, quasi appaiati sugli stessi punti e l'ultima volata era quella decisiva. Ho provato a vincerla, però questa volta è andata così, va bene lo stesso. Bene, so che avete una maglia a testa, una questa sera Alessio e l'altra Manlio l'ha vinta sempre in pista. Domani c'è l'Omnium e quindi cercheremo di fare il bis anche lì, uno dei due? Sì, beh, logicamente anche domani corriamo per vincere e quindi daremo tutto anche per la maglia di domani. Beh, non devo dire niente, in realtà sono molto contento che sia andata così e dopo la tagliamo questa. Sì, ma la metti così è più bella, è più bella. E no, beh, di sicuro correvamo per vincere. Sono molto contento che il mio compagno Alessio abbia vinto questa maglia. È stato molto bravo anche Cao. E domani proviamo a rifarci. La cosa bella di questa gara e di questo podio è che ci sono 2 compagni di squadra, però siete 3 amici, perché so che siete amici anche al di fuori della corsa e al di fuori delle vostre maglie. Quindi questo è un bel messaggio che il ciclismo riesce a trasmettere. Obiettivi? Obiettivi intanto puntiamo a domani, sia io che la squadra, e poi si vedrà andando avanti con la stagione. Beh, diciamo che obiettivi individuali, così magari domani proviamo di nuovo a vincere questa maglia che oggi è stata sfiorata e come squadra arrivare alla vittoria, visto che ormai 2 domeniche facciamo seconda dietro l'Ormelle, però magari ci riusciremo. No, beh, di sicuro puntiamo a domani e poi si vedrà sulle gare su strada oppure ai possibili europei o mondiali che siano, se li fanno. E allora ci aggiorniamo domani sera. Certo. Molto simpatica questa intervista, avete visto come, ha fatto bene a sottolinearlo l'intervistatore, insomma conta più l'amicizia, insomma si conoscono questi ragazzi e quindi al di là della vittoria, campione d'Italia 1 comunque categoria juniores, è logico che rode un pochino, però insomma si è amici e quindi si è contenti per la vittoria. Bene, ne parleremo nei prossimi giorni con il finale di questa manifestazione del Bottecchia di Pordenone, sempre grande successo. Adesso passiamo al calcio perché, come dicevo in apertura, si ferma per quanto riguarda, almeno si fermano le squadre locali, regionali, provinciali per quanto riguarda il Ferragosto, almeno è sempre stato così e quindi succederà così anche in queste giornate. Noi per il nostro Restart 26 settembre, il nostro programma che ci porta a scoprire le squadre dalla Serie D alla prima e seconda categoria, siamo saliti in quel di Sedico a scoprire il San Giorgio Sedico neopromosso in Serie D e abbiamo parlato, oltre che con il mister, con il presidente, con il direttore sportivo e poi rivedrete anche questa intervista con il bomber, uno dei più apprezzati, uno dei più appetiti da tutte le squadre durante il calciomercato ed è Dario Sottovia. Abbiamo tolto dall'allenamento Dario Sottovia, puoi respirare un attimino, a 535 metri d'altitudine si può fare. Dario, che effetto fa essere stato ancora una volta l'attaccante richiestissimo perché tutti ti volevano? Allora, diciamo che di attaccanti bravi ce ne sono, però quando un attaccante magari fa gol e ha, diciamo, questo vizietto, capita magari che sì, puoi essere ambito, però insomma bisogna fare le scelte in modo ponderato senza sbagliare, per cui diciamo che di dubbi ad oggi non c'erano, cioè ad oggi quando ho preso la mia decisione non ce n'erano mai stati. Ho trovato in questa società stimoli che sono convinto possano darmi lo slancio per far bene ancora una volta. Ecco,
Conosco Dario da uno spareggio playoff, Piombinese Schio, una Veronica a centro area nella ciambella di centrocampo, un gol a 60 metri che ha lasciato di stucco il portiere. Da lì è nata la tua escalation dai dilettanti al professionismo? Sì, sì, qualcuno è successo. Sì, diciamo che ho un po' la testa dura, per cui stare a lavorare in fabbrica non mi piaceva molto. Per cui diciamo che ho fatto qualche sacrificio, insomma, ho pedalato un po'. Insomma, una testimonianza che nel calcio d'oggi, se uno ci mette un po' di fame, cattiveria e convinzione, nel professionismo può arrivarci tranquillamente, per cui insomma non sono chissà chi, non ero scarso prima, non sono un fenomeno adesso, per cui se uno lavora bene con la testa giusta viene ripagato assolutamente. Ecco, tanti anni di esperienza, i 14 gol diversi in Lega Pro, poi Bogliasco, Rezzato, Trento, ora San Giorgio per mantenerti in doppia cifra. Sì, io ho un obiettivo che con i 20 gol quest'anno faccio cifra tonda, faccio 100 gol in 5 anni, per cui il mio obiettivo me lo sono posto. Poi viene prima sicuramente il bene della squadra, per cui se dovessero essere anche 12, però con un campionato soddisfacente a livello di gruppo va bene comunque. In bocca al lupo a Dario Sottovia per i 100 gol in 5 anni, avete sentito, quindi ok. L'intervista completa la potrete riascoltare in Restart 26 settembre 2020, il nostro programma che parla e va a scoprire le squadre dalla Serie D alla prima e seconda categoria. Io vi ricordo solo che ieri si è giocato un amichevole a Feltre tra Barbisano e Feltrese, ha vinto 2-1 la Feltrese di Sandro Andreolla. Si è giocato anche il derby della Castellana tra Giorgione e Godigese. Questa sera dovrebbero debuttare Montebelluna e Opitergina all'Opitergium di Oderzo. Poi il 19 altre amichevoli che scorro, scusatemi, eccolo qua, Paese Montebelluna il 19, il 21 Feltrese Cisonese, il 22 Ponte Crepaldo Eclisse Carini Pivigina, il 22 ancora San Giorgio Sedico Vittorio Falmec e infine il 23 Lia Piave Fossalta di Piave. È tutto, vi auguro un buon weekend, sarà quello di Ferragosto, noi ci risentiamo dopo, con calma, insomma dopo Ferragosto, il 17, di solito si ricomincia, no? Almeno così dicevano una volta, perché ormai è cambiato tutto. A tutti voi buona giornata e buon Ferragosto!